Con le mani Stornelli. Palla che rimane lì pericolosamente, Ortame è battuto. Si infila in porta la palla dell'1-0 per la Golbet che passa così in vantaggio. Tubani prova a sparare. Tubani dopo le finte trova una deviazione che porta la Golbet sul 2-0. Moretti col cross sul secondo palo, sbuca Dario Martino che accorcia le distanze, è 2-1 alla Stella Azzurra. Può essere una buona soluzione, eccolo. Palla che rimane per Garofalo, una deviazione, ma non c'è bisogno di altre cose perché fa 3-1 Marco Garofalo a tu per tu, di fatto con la linea di porta, non sbaglia il numero 3. Attacco buono per il break che vale il 4-1, sempre Maroder, la doppietta personale del numero 4 che fa il poker proprio come il numero che porta sulla schiena. Distanze direttamente su calcio di rigore. Parte Moretti contro Para col destro, Moretti ci arriva Para ma la palla si insacca lo stesso, 2-4. Tubani stoppa bene e poi prova ad andarsene a Cardelli, ce la fa col mancino Tubani, la passa a Mastrelli che ha solo bisogno di piazzare il destro alle spalle di Ortame. 5-2 e partita che molto probabilmente si chiude.